Nuovo stop alla riorganizzazione della formazione professionale varata dal governo Crocetta. I giudici del TAR di Palermo hanno accolto il ricorso presentato da 50 enti di formazione contro il decreto della Regione del 29 luglio 2013 con il quale erano state disposte nuove norme per l'accreditamento. Alla luce di questa regola, diversi enti avevano avuto la revoca e non potevano svolgere più corsi di formazione. Il ricorso era presentato contro le norme contenute nel decreto assessoriale che, fra le altre cose, inibiva l'accreditamento a quegli enti che avessero in corso liti e contenziosi con l'amministrazione regionale. Inevitabili le riflessioni. I giudici della seconda sezione del TAR, presieduta da Filippo Giamportone, contestano alla regione che con un solo decreto assessoriale, si legge nella sentenza, siano state introdotte nell'ordinamento siciliano disposizioni di chiaro tenore e valore regolamentare, in difetto tuttavia delle previste disposizioni normative che assegnano il potere regolamentare al solo presidente della regione, previa delibera di giunta e parere della sezione consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa. E appena 2 settimane fa i giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa, accogliendo la sospensiva presentata dall'ente di Monreale TED Formazione Professionale, assistito dagli avvocati Carlo Comandè e Serena Caradonna, secondo quanto deciso dai giudici di appello, i 35 milioni del progetto Prometeo affidati al CIAPI dovevano essere usati per fare scorrere la graduatoria dei progetti di formazione presentati nel 2012, fra i quali appunto quello di TED Formazione Professionale. Insomma, una riforma, quella del settore professionale in Sicilia, varata dal governatore Rosario Crocetta, che non trova minimamente attecchimento.